appalti pubblici attraggono le mafie, massima attenzione a Padova nei cantieri delle grandi opere, misura interdittiva antimafia emessa dal prefetto per una ditta che aveva in subappalto alcuni lavori nella nuova pediatria. Orrore in una residenza per anziani di San Donà di Piave, 4 operatori arrestati dai carabinieri per maltrattamenti contestati, anche episodi di violenza sessuale, 9 i dipendenti indagati. Tagli alla gola e all'addome, grave una 45enne di Spinea accoltellata in casa e la cittadina veneziana di piomba nell'incubo dopo i 2 recenti femminicidi. Dottoressa dell'ospedale San Bortolo di Vicenza aggredita dal familiare di un paziente monitorato al pronto soccorso in aiuto al medico, il personale del reparto. L'aggressore è stato poi fermato dalle forze dell'ordine. Crollo improvviso in un condominio a Padova, il pavimento del garage cede, l'auto parcheggiata finisce sott'acqua, evacuati tutti i residenti. Siccità, pronta l'ordinanza che non prevede ancora il razionamento dell'acqua ma una serie di indicazioni contro lo spreco di una risorsa sempre più preziosa. Il consigliere Gio Formaggio è stato sospeso per 5 giorni dal Consiglio regionale. Il provvedimento di censura è stato votato dall'Assemblea in una seduta a porte chiuse. Doccia gelata sui confini della Marmolada. Il TAR del Lazio conferma lo spostamento del tracciamento disposto dal presidente Pertini, salve le stazioni di Punta Rocca e Punta Serauta che restano in Veneto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi titoli di oggi, ma in primo piano come ogni martedì il nostro sondaggio di questa sera è dedicato alla siccità. Avete sentito, è pronta l'ordinanza regionale che entrerà in vigore questa sera. Siccità, siete disposti a razionare l'acqua? Ebbene, se per voi la risposta è sì, uno squillo gratuito allo 0422 162 6691. Se per voi la risposta è no, lo squillo allo 0422 162 6690. Il risultato del sondaggio verrà reso noto come sempre nel corso di Ring in onda a partire dalle 21:15. Ed ora la cronaca, gli appalti pubblici attraggono le mafie, massima attenzione a Padova nei cantieri delle grandi opere, misura interdittiva antimafia per una ditta che aveva in subappalto alcuni lavori nel cantiere della pediatria. I tentacoli della malavita hanno provato ad avvinghiare le mura della nuova pediatria, ma sono stati estirpati in tempo. Il prefetto di Padova ha emesso una misura interdittiva antimafia nei confronti di una ditta edile i cui titolari hanno legami stretti di parentela con il clan Grande Aracri di Cutro, una delle più potenti cosche dell''ndrangheta che già negli scorsi anni aveva tentato di infiltrarsi nell'economia del nostro territorio. La ditta in questione aveva in subappalto i lavori in cemento armato del cantiere per la realizzazione del nuovo polo di salute della mamma e del bambino, lavori per circa 490.000 euro finanziati da fondi del PNRR. Abbiamo individuato un'impresa che era impegnata nei lavori di riqualificazione della nuova pediatria ed è un risultato importante sotto il profilo della prevenzione. L'appalto dei lavori della pediatria è stato affidato all'impresa Setten Genesio di Oderzo, scelta dopo una gara e verificata dall'ANAC. Alcuni lavori sono stati poi subappaltati e i nomi delle aziende, come avviene nei grandi lavori pubblici, comunicati alla prefettura. La ditta calabrese interdetta aveva iniziato a lavorare nel novembre del 2022 e subito erano scattate le verifiche del tavolo permanente della legalità istituito insieme alle forze dell'ordine. Padova è appetibile perché indubbiamente è una città ricca, una città che produce ricchezza e le mafie aggrediscono le ricchezze. E quindi l'attenzione è massima, bisogna lavorare assieme, bisogna far capire la pericolosità delle organizzazioni mafiose che vanno a mangiare ricchezza producendo ricchezza puzzolente. La misura interdittiva impedisce all'impresa di avere rapporti con la pubblica amministrazione e di poter beneficiare di fondi pubblici. Questo provvedimento è la triste conferma che Padova è una città molto appetibile per le infiltrazioni mafiose. Nei prossimi anni ci sono in programma grandi opere, 2 linee del tram, la nuova questura e l'ospedale di Padova Est, per citarne solo alcune. Abbiamo calcolato tra provincia, comune, università, qualcosa come 1 miliardo, per cui dobbiamo fare attenzione. Io ho ringraziato il prefetto, forze dell'ordine, perché è vitale che siano controllati. Noi facciamo tutti i controlli possibili, ma è chiaro che l'attività di controllo vera e reale passa attraverso la prefettura.
Orrore in una casa di riposo di San Donà di Piave, arrestati 4 operatori per maltrattamenti, contestati anche episodi di violenza sessuale. 4 operatori sociosanitari che prestavano servizio nella casa di riposo monumento ai caduti in guerra di San Donà di Piave sono stati arrestati all'alba dai carabinieri. Sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati a danno degli anziani ospiti della struttura. 2 sono stati portati in carcere, 2 sono gli arresti domiciliari, ma non è tutto. Nell'ambito della stessa indagine, lo scorso novembre i militari avevano eseguito un'ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere nei confronti di un altro indagato, un operatore sociosanitario della stessa struttura, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata. Una vicenda che ha visto anche la collaborazione dell'US4 e dell'amministrazione. Noi eravamo a conoscenza delle indagini, abbiamo collaborato con l'autorità e con la direzione della struttura che si era attivata. Chiaramente i nostri controlli sono periodici e continueranno, perché anche questo permette di evidenziare rapidamente eventuali situazioni anomale. La nostra indignazione nei confronti di queste persone che si sono macchiate di questi reati è assolutamente necessaria e auspichiamo insomma che queste persone non abbiano più avere nulla a che fare con persone in situazione di bisogno. Da una parte ci dovranno essere anche delle prese di posizione, delle indagini rivolte dalla stessa azienda nei confronti di responsabili per capire come è potuto accadere. E dall'altra però ci tengo anche a esprimere gratitudine per tutti quegli operatori che ogni giorno con passione e dedizione si prendono cura dei nostri anziani. In ogni caso il Comune si riserverà certo anche di costituirsi parte civile per, tra le altre cose, oltre la sofferenza, anche il danno d'immagine che è stato provocato. Le indagini iniziate lo scorso ottobre hanno visto anche la collaborazione della struttura coinvolta. Tutto è avvenuto a galla con l'operazione di riorganizzazione interna che abbiamo inteso apportare durante l'estate e da lì sono arrivate le prime segnalazioni, i primi sentori. Gli indizi raccolti hanno permesso ai militari di acquisire un solido quadro indiziario a carico degli indagati, anche attraverso file audio e video dei continui maltrattamenti che subivano gli anziani, sia fisici che psicologici. I dipendenti della struttura, coinvolti a vario titolo nell'indagine, sono 9. Restiamo nel veneziano. Donna di 45 anni di Spinea ricoverata con diverse ferite da arma da taglio. In passato il compagno era stato denunciato dalle colleghe di lei, indagano i carabinieri. I tagli inferti con un coltello alla giugolare e all'addome, i più gravi, quelli che avrebbero potuto ucciderla. Poi ce ne sono altri, un po' in tutto il corpo, tra cui sembra, ma non è confermato dalle forze dell'ordine, pure alla schiena. Il fatto al villaggio dei Fiori a Spinea, nella notte tra domenica e lunedì scorso. Lei, 45 anni del posto, ora è ricoverata a Milano dopo un delicatissimo intervento durato ore, sostiene di esserseli procurata da sola, scagionando di fatto il compagno, un 42enne del Padovano. Tuttavia non sarebbe stato lui a chiamare i soccorsi, bensì i vicini, allertati dalle urla della donna, peraltro conosciuta insieme alla famiglia dal sindaco. Al momento il compagno, già con precedenti di furto nei confronti delle donne, non risulterebbe indagato e non ci sarebbero denunce a suo carico da parte della 45enne. Prestare molta attenzione, quindi essere vigili all'interno dei propri nuclei familiari, perché questa è una testimonianza che a volte certe fragilità di tipo emotive possono entrare in casa e quindi creare delle problematiche veramente importanti. Tuttavia, a denunciare in passato il 42enne di Loreggia, le colleghe di lei la vedevano arrivare al lavoro sempre piena di lividi e con occhi neri dalle percosse subite. E c'era pure un processo in corso, ma poi, con lei tornata a vivere insieme a lui, era decaduto pure il decreto di allontanamento. Ora i carabinieri indagano a tutto campo per capire se si siano trattati effettivamente di atti di autolesionismo o, viste le precedenti violenze subite in casa da parte del compagno della donna e mai denunciate da quest'ultima, si tratti di un tentato femminicidio o, terza ipotesi, se siano state coinvolte altre persone presenti in casa quella notte.
Ed una dottoressa dell'ospedale San Bortolo di Vicenza è stata aggredita dal familiare di un paziente che era già stato assistito e veniva in quel momento monitorato in pronto soccorso. L'aggressore ha assalito la dottoressa per ragioni ancora non chiare. Solo l'intervento del personale del reparto ha evitato conseguenze per la professionista. Il familiare è stato poi fermato dalle forze dell'ordine. La dottoressa, vittima dell'episodio, ha riportato ferite guaribili in 10 giorni. Ed ora, no, la pubblicità, è ancora presto per la pubblicità, noi proseguiamo con la cronaca, andiamo a Padova perché si è verificato ieri sera un crollo improvviso in un appartamento, in un condominio di Ponte 4 Martiri a Padova, ha ceduto il pavimento del garage, evacuati tutti i residenti. È successo tutto all'improvviso. Un residente di via Cardinale Bessarione, zona Ponte 4 Martiri a Padova, proprio sotto all'argine dello scaricatore, in una zona molto abitata, era in garage per un lavoro, è salito in casa per pochi minuti ed è tornato giù. La sorpresa è stata terribile. Il pavimento del suo posto auto era collassato e la lancia Musa, parcheggiata lì, quasi completamente immersa nell'acqua. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e l'evacuazione delle 12 famiglie residenti, compresa un'anziana con problemi di salute, presa in carico dal SU M118. La situazione è che stiamo aspettando delle verifiche e basta, ecco quello discorso. Ma vi fanno entrare o no? No, per adesso no. Neanche per recuperare qualcosa? Sì. Quindi in giornata dovrebbero venire i pompieri e vi accompagnano dentro? Penso quello che stiamo aspettando, il messaggio dall'amministratore. È arrabbiato, preoccupato? No, per niente, roba che può succedere. Non so, ieri sera sono andato via perché sono andato a dormire da mio figlio al Bignasego e praticamente sono venuto stamattina per avere notizie, ma intanto non si può entrare e niente. Ma nessun segnale c'era stato? Praticamente quel signore lì, il proprietario, è sceso giù così per una necessità e si è trovato la macchina sott'acqua, nel buco, che probabilmente è stato fatto dall'acqua, ma chi lo sa. Siete un po' preoccupati? Sì, più che altro è che ieri ci hanno fatto l'inchiesta, avete avuto segni in casa, crepe, cose, mai avuto niente, le porte si chiudono, grattano, eccetera. No, noi abbiamo risposto praticamente no, nessun segno. Vorrebbe entrare per prendere qualcosa? Sì, avere le medicine, una medicina della moglie, no, vanno in farmacia, mi conoscono, ce la danno. Per il resto, no, il resto niente, non mi farò la barba, quindi. Da mio figlio gli fregherò il rasoio. Per il momento, richiedendo l'autorizzazione ai vigili del fuoco, i residenti potranno rientrare scortati dai pompieri per recuperare medicine ed effetti personali. Preoccupati anche i residenti delle altre abitazioni circostanti. Mio figlio abita qua davanti, insomma, un po' di preoccupazione ce l'hai, insomma. Non c'era mai stato nessun segnale? Ma io sono 40 anni che abito dietro, 2 condomini dietro. Mai successo niente, delle robe strane in questa maniera qua, insomma. Speriamo sia bloccato a sto garage solamente. Sì, che non sia una cosa che poi si estende ad altri condomini. Sono tantissimo preoccupato. Papà, io abito a fianco, ha detto. Sono tantissimo preoccupato. Tutti i residenti, insomma, hanno dovuto cercare ospitalità da amici e parenti perché non si sa quando potranno rientrare. Prima saranno necessari sopralluoghi e perizie da parte dei tecnici che dovranno escludere il pericolo di altri crolli. E restiamo a Padova, un 17enne veronese è stato portato nel carcere minorile accusato di varie rapine compiute minacciando le vittime con un coltello. Un ragazzo di 17 anni, residente nel Veronese, si trova in carcere, ritenuto responsabile di alcune rapine commesse armato di un coltello a serramanico. Le indagini sono state portate avanti dalla squadra mobile di Padova, sotto la direzione della Procura per i minorenni di Venezia. Il giovane era già stato trasferito lo scorso gennaio in una comunità per 3 ulteriori episodi di rapina aggravata dall'uso dell'arma. Stavolta è stato individuato dagli agenti per una 4ª rapina alla vigilia di Natale a Padova. Nell'occasione, in compagnia di altri 2 ragazzi, aveva avvicinato e circondato nel piazzale di fronte alla stazione un 19enne, puntandogli un coltello alla pancia e gli aveva prima frugato nelle tasche e poi sottratto il portafogli con una somma di poco inferiore ai 100 euro. Gli agenti, grazie alla descrizione fatta dalla vittima e ad alcune immagini registrate da impianti privati e pubblici della zona,
sono risaliti al 17enne che dopo la rapina agiva sempre nello stesso modo, fuggendo con il primo treno in transito. E visto che usava l'arma senza un minimo di attenzione anche in luoghi affollati, stavolta i magistrati hanno deciso che per lui si dovevano aprire le porte di un carcere per minorenni. Siccità, pronta l'ordinanza regionale per una serie di indicazioni contro lo spreco di una risorsa che sta diventando sempre più preziosa. L'ordinanza la firmerò, se non stasera, domani. È già scritta, ovviamente siamo in un livello di allerta lieve, non siamo ancora in un livello di allerta che mi permette di firmare un'ordinanza imponendo dei razionamenti. Non lo vorrei mai fare, spero che piova. Però comincia a esserci un'ordinanza, vi anticipo già, che dà delle indicazioni. Siccità, pronta l'ordinanza regionale che al momento non razionerà ancora l'uso dell'acqua, ma darà una serie di indicazioni ai cittadini e alle istituzioni per non sprecare l'acqua. Tanto per dire l'irrigazione dei giardini piuttosto che il pozzo artesiano a gittata continua che sta lì a continuare a sprecare acqua quando si potrebbe magari chiudere con una saracinesca, con una valvola, evitando lo spreco dell'acqua. Sul fronte delle perdite della rete idrica di Irrigua denunciate dal Codacons con un esposto alla Corte dei Conti, Zaia auspica un nuovo piano infrastrutturale. Questo induce a pensare a un piano vero, io l'ho chiamato piano Marshall, di infrastrutturazione nuova, magari più vicina all'aridocoltura, quello che usano in Israele, e quindi micro irrigazione a goccia, piuttosto che grandi reti di scorrimento che perdono tanta acqua. Intanto si continua a discutere di un piano a medio e lungo termine per raccogliere ed immagazzinare l'acqua piovana in grandi invasi e laghetti, con i consorzi di bonifica che sollecitano interventi urgenti. Non è possibile che in Veneto, solo perché non c'è mai stato il problema, si accumuli il 4-5% dell'acqua che cade piovana contro un 10-11% che c'è a livello generale di paese. Noi dovremmo arrivare al 50% per essere tranquilli. In Sardegna l'hanno fatto, in Sardegna riescono ad accumulare l'acqua che serve per 2 anni di siccità, perché non lo possiamo fare in Veneto? E proprio ora è arrivata la notizia che il presidente Zaia ha firmato questa sera l'ordinanza. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. E rieccoci in diretta con il TG del Veneto. Molestie nei confronti della collega Cecchetto. Il consigliere Gio Formaggio è stato sospeso per 5 giorni dal Consiglio regionale. Il provvedimento di censura è stato votato dall'Assemblea in una seduta a porte chiuse. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la proposta di censura del consigliere Gio Formaggio con sospensione di 5 giorni dall'attività dell'Assemblea dopo l'accusa di molestie mossa la settimana scorsa dalla consigliera leghista Milena Cecchetto e il massimo della sanzione prevista. L'annuncio è arrivato dal Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti al termine di una seduta a porte chiuse cui non hanno partecipato né Formaggio né Cecchetto. L'esito della votazione è stato 46 presenti, 41 sì, 2 bianchi, 2 astenuti e 1 nulla. Sulla base di cosa è stata presa la decisione? Perché in fondo era la parola di uno contro l'altro, in fase istruttoria, per così dire, come vi siete regolati? Ci sono dichiarazioni rese alla stampa e interviste che spiegano quello che è avvenuto e quello basta per assolutamente ritenere che certe cose non si fanno all'interno di questa istituzione. Quest'Aula non è un tribunale, ha detto Ciambetti. Qui ci occupiamo della dignità dell'istituzione e dei comportamenti che si devono tenere all'interno di questa istituzione. La seduta segreta è prevista dal regolamento del Consiglio regionale quando si tratta di persone per tutelare gli interessati. Era dal 1994 che non si faceva una seduta segreta. La volta scorsa era stata fatta semplicemente per esprimere un parere per i direttori generali delle USL che venivano nominati. Un provvedimento più severo che poteva essere adottato? Sì, nel senso che non c'era. È capitato, visto prima citato. No, nessuno era mai stato sospeso per. No, mai, non era mai successo. La seduta a porte chiuse è durata circa 45 minuti. La votazione ha sostanzialmente ricalcato le prese di posizione di questi giorni, quando la consigliera Cecchetto aveva ricevuto una solidarietà trasversale. Qui è il luogo dove si fanno leggi, si fanno provvedimenti che hanno ricadute per milioni di persone, quindi
goliardia o quello che qualcuno presume sia goliardia o altri tipi di situazioni che creano disagio ad altri colleghi devono essere assolutamente banditi da queste mura. Doccia gelata sui confini della Marmolada. Il TAR del Lazio ha sentenziato che è corretta l'operazione di tracciamento del confine amministrativo tra i comuni di Canazei in provincia di Trento e Rocca Pietore in provincia di Belluno sulla Marmolada, confermando l'annullamento dello storico accordo dell'AI Galan del 2002 che modificava i confini a favore del Veneto. I giudici del TAR hanno riunito le motivazioni sui ricorsi proposti dal comune di Canazei e dalla regione Veneto. Amareggiato il sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardini. Inutile fare le guerre quando decidere la cartografia, pensano i tribunali, è il suo commento. Appuntamento da non perdere giovedì alle 20:45 su Antenna 3 in diretta. Vi racconteremo il tradizionale processo a Veccia da Ponte Dante, evento di metà quaresima organizzato dal gruppo folcloristico trevigiano per mettere alla sbarra la vecchia signora, quest'anno chiamata baronessa Marietta. Il tutto è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Il meteo, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia e torna dunque il tempo stabile anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 15 marzo. Sul Veneto sarà decisamente più asciutto, con qualche annuvolamento inizialmente, ma con significativi spazi di sereno a seguire. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 2 e 5 gradi, massime invece comprese tra gli 11 e i 16 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà da sereno a poco nuvoloso, prevarrà comunque il sole ovunque. Sulla zona montana soffierà vento da nord moderato, bora anche sul Carso e a Trieste. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto il tempo sarà soleggiato, vedete, con addensamenti più consistenti, e lungo la cresta di confine saranno possibili anche dei rovesci nevosi. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 13-14 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.